Secondo quanto chiarito dall'Accordo Stato-Regioni 2025, il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori, prima che inizino l'attività lavorativa. Tale accordo, inoltre, prevede che il percorso formativo abbia una durata variabile in funzione del settore ateco di appartenenza e che sia strutturato in un modulo generale e un modulo specifico. Il corso Sicurezza generale e specifica per lavoratori che non accedono ai reparti produttivi, organizzato da Vega Formazione, è conforme all'Accordo Stato-Regioni e si rivolge a tutti coloro che svolgono attività d'ufficio. Il programma comprende argomenti centrali come i concetti di rischio, danno, infortunio, prevenzione e protezione, l'organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti, i doveri e le sanzioni. Si prosegue con i Near Miss, la sicurezza nell'uso dei videoterminali, il microclima e i principali rischi sul luogo di lavoro. Il percorso formativo ha una durata di 8 ore e si rivolge a impiegati amministrativi, impiegati commerciali, centralinisti, addetti al front office e al back office e a tutti i lavoratori che non accedono ai reparti produttivi.